Mantova torna tra i professionisti del calcio. Al Martelli i biancorossi hanno battuto 3-0 il Castelnuovo Sandrà con reti di Bersi, Franchi e Graziani. Feste in campo per le strade della città 6 anni dopo l'ultima promozione. Buonasera dalla redazione di Mantova Notizie. Come avete visto dal titolo, unico in apertura c'è il calcio. Missione compiuta per il Mantova che è sceso in campo con la maglia del centenario, recita il ruolo del protagonista assoluto vincendo per 3-0 contro il Castelnuovo Sandrà. Unica formazione riuscita a battere i biancorossi. I servizi di Alessandro Soragna e Nicola Antonietti. Con 180 minuti di anticipo il Mantova FC può servirsi il brindisi più dolce dell'anno e laurearsi campione in questa cavalcata vincente targata Serie D. La società vede premiati i propri sforzi, i giocatori e lo staff coronato un sogno ed i tifosi possono liberare la propria felicità. Dopo un primo tempo non certo brillante ma con Spinale e compagni in assoluto controllo sulle sorti del match, nei secondi 45 minuti ecco calato il tris delle meraviglie con Franchi che sale in cattedra e dispensa perle di classe pura. Tanino si invola sulla sinistra e crossa verso Gherardi in ottima posizione a centro area e solo un fallo di mano impedisce al puntero sbiancorosso di cercare la porta da posizione favorevole. Sul dischetto il moicano Bersi è freddo e mette il primo tassello promozione. Il capocannoniere del Mantova è Franchi che dalla cattedra non scende perché il secondo squillo e 12° suo stagionale è figlio del talento del guizzante numero 10 di Viale Te. Applausi, applausi e ancora applausi per l'ingresso in campo di Ciccio Graziani, il Duca che a Mantova ha dato e ricevuto tanto in termini di passione calcistica e che ha messo la ciliegina perfetta per un finale perfetto. La rovesciata impatta con il giusto mix di timing e forza il pallone che gonfia la rete come Pelé in fuga per la vittoria e al termine invasione di campo di tifosi e tutti in festa. Grande giorno, finalmente è arrivata, l'aveva detto 17 di aprile, il Mantova ce l'ha fatto nel modo migliore. Sì. Grazie a tutti questi tifosi, tutti a voi, grazie a tutto. Un colpo d'occhio bellissimo. Favoloso. Lei cosa ne pensa? Aveva iniziato, forse non aveva pensato un anno e mezzo fa di finire al Mantova, poi è successo quello che è successo, è finito qua, una bella avventura, il suo nome rimane nella storia dei biancorossi. Sì, una grande avventura, grazie a voi. Fatemi festeggiare con i miei ragazzi. Benissimo. Abbiamo tanto chiamato il tuo gol, cosa ci hai regalato oggi? Cosa ci hai regalato? È un'emozione, era giusto così perché sono veramente contento, grazie. Una bellissima scena, mister Archimede Graziani che abbraccia Gabriele Graziani. Ciccio, il gol lo sognavi? Lo sognavo, non ho parole, è tutto troppo bello, grazie. L'anno prossimo ci sarai perché so che vuoi segnare ancora per il Mantova. Io sì, dipende spero mi propongano qualcosa. Complimenti Bomber. Sono felicissimo perché dopo l'annata scorsa sono rimasto per vincere, era una sfida per me e l'ho vinta. Sono super contento perché l'ho vinta 2 volte e grazie anche al gruppo di ragazzi che è arrivato, alla società, allo staff, a tutti. Sono super contento perché sono sceso di 3 categorie ma esco vincitore. Anche un giocatore che ne ha viste tante come te comunque riesce ancora a emozionarsi in una categoria come questa. È il numero 1, è il Mantova. Al fischio finale di Mantova Castelnuovo Sandrà i tifosi si sono riversati in campo per festeggiare con i giocatori. Abbiamo sentito il presidente del Mantova Bruno Bompieri e alcuni tifosi, tra cui il primo cittadino Nicola Sodano. Così se l'aspettava ma forse non se la immaginava così grande, vero? Così grande no, di sicuro. Mi immaginavo che c'era molta gente, che erano dei tifosi meravigliosi, ma ti fa vera emozione fino in gola perché non si può, credo che sia una soddisfazione più grande per me. Anche un uomo navigato di esperienza come lei riesce a commuoversi davanti a uno spettacolo di questo genere? Credo di sì, è proprio così, anche alla mia età, con tutto quello che ho passato, credo che sia soddisfazione immensa. Il primo tifoso a gioire non poteva che essere lui, Bruno Bompieri, patron di un Mantova che torna a vedere il sereno dopo il buio del crollo in Serie D di appena 10 mesi fa. Una gioia infinita che ha travolto tutti i tifosi che in barba ad ogni divieto si sono riversati sul campo per festeggiare con i giocatori. È stato un anno duro ma abbiamo raggiunto subito il traguardo, siamo orgogliosi di questi ragazzi. Si sente che dalla voce ha esultato? Sì, fino alla fine. Il gol di Ciccio poi? Spettacolare. Un'emozione unica, quando serve segna sempre. E l'anno prossimo che si fa? L'anno prossimo si va su. Abbiamo sempre detto durante l'anno che il Mantova era riuscito a riaffezionare i tifosi, ci sono riusciti questi ragazzi? Direi di sì, insomma, per chi magari dopo un po' di tempo non ha frequentato lo stadio dopo le delusioni, aver fatto un campionato in vetta è stato importante. Ci credevamo e ci siamo riusciti. Avete fiducia nella società anche per l'anno prossimo?
Oddio, io sì, speriamo che facciamo la risalita che abbiamo fatto tempo fa. Dalla curva Tee distinti per un altro tifoso d'eccezione che non ha voluto mancare l'appuntamento con la promozione. Il sindaco di Mantova Nicola Sodano guarda già al prossimo anno. E questa società è in grado di ben figurare e di affrontare in maniera degna sia la C2 che la C1. Naturalmente con i debiti rinforzi, noi come amministrazione continueremo a essere vicini alla squadra di calcio perché la città nel suo complesso ha bisogno di promuoversi a livello nazionale e il calcio rappresenta una vetrina popolare molto importante e quindi proprio per questo noi continueremo a stare vicini alla società. Dal Martelli la festa è poi proseguita per le vie della città, finalmente felicità dopo tante amarezze. Torneremo a parlare della promozione del Mantova questa sera alle 22:40 nella trasmissione Dilettanti Show. Nel corso della puntata vi proporremo immagini dai campi della provincia fino alla terza categoria. Ospite in studio l'attaccante della Governolese Federico Arduini. Domani sera alle 21:10 non perdete in diretta lo speciale Mantova Ci Siamo, con ospiti in studio del Mantova FC e possibilità per i telespettatori di inviare SMS.